Il 1887 fu un anno difficile per gli abitanti della Liguria occidentale. Forti terremoti colpirono l'area, causando 631 vittime e il crollo di numerosi edifici. Gli sfollati furono circa 20.000 e alcune città vennero danneggiate così gravemente da essere abbandonate. Portare l'esempio dell'evento del 23 febbraio del 1887, che è molto lontano, però chi va nella zona di Sanremo e Bussana Vecchia vede i danni che ci sono stati. La mattina del 23 febbraio l'epicentro in mare al largo di Imperia provocò danni gravissimi nei comuni situati tra Sanremo e Alassio, con una magnitudo compresa fra 6,4 e 7. La scossa principale fu avvertita anche sulle coste del Tigullio e in buona parte dell'Italia settentrionale, nella Francia meridionale, in Svizzera e nel Tirolo. Nelle nuove costruzioni già delle norme ricordiamo di recente anche il sisma bonus, che comunque era un'iniziativa governativa che comunque era applicabile anche in Liguria, anche per rinforzare la struttura degli edifici e consolidarli, quindi un'ottima occasione oltre al cappotto termico di creare una stabilità. Per ricordare questo tragico evento è stato inserito all'interno della terza edizione del Festival dell'Osservatorio Raffaelli un convegno a Casarza Ligure presieduto dal direttore Claudio Monteverde, un momento per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico che riguarda molte regioni d'Italia e dare uno sguardo al passato fino ad arrivare al presente e al recente terremoto che ha coinvolto i Campi Flegrei. E soprattutto in quelle zone lì ad alto rischio occorrerebbe quindi avere veramente un sistema, molti si paragonano al Giappone, no? Tutti vedranno le immagini sempre già dei bambini giapponesi che a scuola hanno tutti l'elmetto pronti a uscire dalla scuola in caso poi di evacuazione. Noi c'è ancora tantissima cultura da fare. L'Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico Agrario Geologico Professor Don Giancarlo Raffaeli conclude così la settimana di eventi per ricordare e omaggiare il giorno di nascita dell'osservatorio avvenuto l'11 marzo del 1883 a Bargone di Casarza Ligure. Occorre comunque adottare quelle misure minime basilari di autoprotezione che vengono indicate soprattutto e che noi anche cerchiamo quando andiamo nelle scuole, già dai bambini dell'asilo, a far imparare classica attività di mettersi sotto il tavolo, il banco della scuola o sotto comunque le architravi delle porte degli edifici.